Buon pomeriggio ai telespettatori di Telecolor, bentrovati in questo nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. L'avete sentito, l'abbiamo anticipato attraverso i nostri notiziari. Oggi ci occupiamo ovviamente della notizia del giorno, del caro voli, insomma, incontro proprio in queste ore alla Regione tra il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l'amministratore delegato di Ryanair Wilson che si incontrano, si vedono, si parlano a quattro occhi dopo un'estate fatta di accuse incrociate. C'è ovviamente una novità che riguarda il governo nazionale, che ha riscritto la norma appunto sul caro voli a proposito delle isole. Di questo dibatteremo con i nostri ospiti, anche per capire insomma come stanno davvero le cose. Vi daremo conto anche del risultato di questo incontro tra Wilson e Schifani. Saluto con me in studio Manfredi Zammataro, presidente regionale dell'associazione Codici, che è un'associazione che si occupa di tutela dei consumatori, quindi insomma sono quelli poi che comprano i biglietti, che hanno necessità di spostamenti, soprattutto poi quando gli spostamenti sono sotto data diventano davvero essenziali comprarli a costi contenuti. C'è con noi, la vedo collegata, la deputata regionale Giuse Marano del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio onorevole Marano. Eccola qua. Buon pomeriggio a voi. Dovrebbe esserci collegato, lo ricollegheremo tra poco, Raul Russo, senatore di Fratelli d'Italia, che ha lavorato a stretto contatto anche con il ministro Urso appunto per arrivare in qualche modo a parlarne di questo caro voli. Raul Russo, che tra l'altro è presidente della commissione al Senato per l'insularità, quindi un tema che ci tocca davvero da vicino. Cominciamo con i nostri ospiti a parlare appunto di quello che è successo. Parto, Marano, mi consenta, da Codici, perché parto dai consumatori, cioè quelli che insomma si sono visti passare sulla testa tutte le decisioni delle compagnie aeree, dei governi che le hanno che si sono alternati in questi anni, nazionale e regionale. Il risultato è che comprare un volo Catania-Roma o Catania-Milano sotto data o Palermo-Roma o Palermo-Milano risulta sempre, ancora oggi, è molto molto dispendioso. Manfredi Zammataro. Sì, su questo è intervenuto l'antitrust, che non è una cosa da poco. Assolutamente sì, diciamo che il problema non è certamente nato oggi del caro voli. Ricordo a me stesso che già nel 2016 come associazione Codici avevamo depositato una prima segnalazione esposto all'antitrust proprio perché ci eravamo resi conto che si verificava una situazione intollerabile. A quel tempo registrammo un biglietto aereo, il costo del biglietto aereo di un Catania-Roma costava più di un Roma-Tokyo. Una situazione incredibile, 700 euro per una tratta che certamente non è minimamente paragonabile a una tratta intercontinentale. Il problema si è ripetuto costantemente negli anni e tutt'oggi purtroppo dobbiamo registrare che non solo sotto date, ma in alcune specifiche città ormai i prezzi sono davvero inarrivabili, e lo registriamo in città che hanno un alto contenuto o di presenze per esempio di università, per cui ci sono molti studenti fuori sede, oppure in quelle città che sono conosciute più che altro per il turismo sanitario. E poi ovviamente è una nell'alta stagione. E poi in alta stagione si consolida Natale, il dato. adesso insomma Certo. tra qualche mese arriverà Natale e poi ovviamente tutta l'estate. Allora, poi c'è la questione della partita politica di questo racconto, di questa storia. Il governo fa un passo indietro in qualche modo su quello che aveva annunciato. No, aveva annunciato un tetto a questo algoritmo che fa schizzare i prezzi dei voli aerei, soprattutto poi quando vengono cercati costantemente, quando appunto ci si trova in situazioni di alta stagione come appunto il Natale o le festività o addirittura l'estate. Su questo i sindacati hanno detto: questa marcia indietro è un po' una vittoria di Ryanair, una sconfitta del governo, che appunto ha ritrattato su questo tema. Come stanno le cose, Giuse Marano? Beh, io seguo la vicenda del caro voli dalla scorsa legislatura e in questa legislatura chiaramente continuo ad occuparmi del tema. A dicembre è partito tutto, è iniziato tutto, ci fu il famoso esposto del Codacons, ci fu la mia richiesta di audizione in commissione, io sono vicepresidente della commissione appunto ambiente, territorio e mobilità, mai programmata e calendarizzata nell'Assemblea regionale siciliana. Ci fu il lancio
da parte del governo Schifani di questo osservatorio per osservare non si sa cosa, e oggi, a distanza di 10 mesi, il problema è sempre lo stesso. Beh, sono successe delle cose però, Marano, nel frattempo, no? C'è stata, come dire, una presa di posizione del nuovo governo nazionale, anche del governo regionale. Schifani si è intestato questa battaglia sin dal suo insediamento, ha portato una terza compagnia a volare in Sicilia. Tutto questo, diciamo, non ha portato niente. C'è stata una presa di posizione del governo, ma oggi il governo torna indietro e chiaramente quindi la presa di posizione si rivela un nulla di fatto. Anche oggi non abbiamo diciamo, pianificazioni concrete, nel senso oggi il presidente Schifani ha incontrato l'amministratore delegato di Ryanair, sicuramente avrai letto anche tu il comunicato stampa, l'ho letto anch'io non appena uscito, sentire dal presidente della regione, che è colui che innanzitutto deve garantire gli interessi dei cittadini, sentire a fine comunicato la semplice dichiarazione valuteremo se fare un tavolo tecnico, capisci bene Luca che di concreto c'è poco e niente dalle dichiarazioni. Stiamo vedendo le immagini. Allora, Giuseppe Marano, le sintetizziamo un po' anche per i nostri telespettatori che ci stanno ascoltando. Manca ovviamente una campana a questo racconto che stiamo cercando di collegarla, che è quella di Raul Russo, che rappresenta poi il governo, rappresenta Fratelli d'Italia in Senato e in Commissione Insularità. Allora, Schifani è soddisfatto da questo incontro, quindi noi abbiamo titolato Pace fatta con Ryanair. Perché? Perché Ryanair, diciamo, è il vettore che in qualche modo monopolizza o come ha detto qualcun altro, duopolizza il mercato siciliano insieme a Etihad Airways. Che cosa succede? Schifani dice: io ho preso atto dei nuovi programmi di investimento della compagnia, sono cosciente, testuali parole nella nota di Palazzo d'Orlean, dell'importante ruolo che Ryanair riveste nel mercato italiano, soprattutto in quello siciliano. È chiaro che il nostro obiettivo era quello e rimane quello di garantire prezzi più accessibili per favorire la libera concorrenza. Diciamo, contrastiamo ogni inaccettabile aumento di prezzi. Quindi poi ringrazia il Ministro, ringrazia ovviamente il Governo e diciamo, rimanda tutto ai controlli ovviamente dell'antitrust, che è la norma del Governo nazionale dice saranno più, diciamo, più forti in qualche modo, saranno più incisivi. E, insomma, Ryanair di fatto dice una cosa, tra l'altro, l'amministratore Eddie Wilson, l'amministratore delegato di Ryanair, lui dice che in Sicilia si paga una tassa che serve a pagare gli ex piloti all'Italia, quindi anche questo incide, diciamo, sull'aumento dei prezzi. Quindi loro dice: noi vogliamo a costi nostri, non prendiamo alcun sovvenzionamento, diciamo, però altre compagnie insomma invece lo fanno, quindi anche qui secondo Ryanair non c'è una concorrenza regolare. Zammataro. Ma guardi, indifferentemente da queste dichiarazioni che vengono rese unilateralmente da Ryanair, il dato di fatto è che a pagare il prezzo di tutto questo disservizio sono gli utenti finali, i consumatori, le famiglie, gli studenti e soprattutto anche le persone che spesso si devono spostare per ragioni sanitarie e di salute. E questo è davvero incredibile che possa avvenire nel 2023 e mi consente di dire che uno dei grandi temi è l'assenza, probabilmente negli anni passati, di una programmazione seria che consentisse di eliminare questa situazione nella Sicilia di isolamento con investimenti che avrebbero dovuto garantire un mezzo di trasporto alternativo all'aereo, perché il vero problema è che nasce anche dal fatto che in Sicilia non abbiamo un'alternativa all'aereo. In altre regioni d'Italia questo non succede perché ormai c'è l'alta velocità, spesso da Napoli si arriva a Roma tranquillamente senza dover utilizzare l'aereo. Lo stesso fatto registro la tratta Milano-Roma, oramai utilizzata solamente col treno, quindi per cui certamente passa molto anche dagli investimenti in Sicilia e devo dire che
la norma che amplia i poteri all'antitrust, a mio avviso, è molto importante, perché in questi anni l'autorità spesso ha avuto le mani legate nell'attività istruttoria, e oggi avere un'autorità più forte che possa sanzionare in maniera più pesante chi commette, diciamo, delle illegittimità all'interno del mercato, questo secondo me diventa fondamentale a tutela dei consumatori. Quindi un'autorità più attenta e con più poteri, questo è fondamentale. Lo leggiamo oggi, l'intervento dell'antitrust finalmente riesce a iniziare a entrare a gamba tesa su un problema che oggettivamente da anni lo vedevamo, lo registravamo, ma non si riusciva a vedere, diciamo, una luce a questo tunnel. Allora, ma cerchiamo di raccontarla anche, diciamo, come dire, con il retroscena questa vicenda, perché insomma, diciamo, qui c'è un problema di posizionamento, no? Anche di mercato, lo dico a Marano, lo dico anche a Zammataro. Nel frattempo cerchiamo di collegare anche Raul Russo, senatore di Fratelli d'Italia. Diciamo, le rotte da e per la Sicilia fanno gola a tante compagnie aeree. Ryanair in questo caso è la compagnia più potente al mondo, in questo caso, o almeno in Europa, perché ha un numero di vettori tali da poter come dire, in qualche modo fare pesare diciamo, sulle contrattazioni. Tanto è vero che, dicevo, ancora oggi chiede di levare una tassa municipale che pesa appunto sui costi degli spostamenti. Quindi chiede l'eliminazione di questa tassa, nonostante dice faremo investimenti anche per il futuro su nuove rotte, soprattutto invernali. Ryanair a un certo punto ha minacciato di andarsene dalla Sicilia. Questa cosa avrebbe creato un danno o no al sistema dei trasporti siciliano? Giuseppe Marano e poi Manfredi Zammataro. Allora, è chiaro che Ryanair fa arrivare turisti in tutta l'isola che chiaramente una volta arrivati pernottano negli hotel, vanno nei ristoranti, quindi è chiaro che non averla sarebbe un danno. È chiaro che con il suo arrivo ha contribuito sicuramente a portare e a incrementare i flussi di presenze in Sicilia. Il punto è che bisogna trovare un punto di incontro, è necessario che il governo regionale dica a Ryanair come stanno le cose. È normale che fra istituzioni e aziende che lavorano in Sicilia bisogna interagire, non è che si arriva e si fa quello che si vuole. Allora, io dico, dalla riunione di oggi non mi sembra che siano emerse diciamo, novità sulle tariffe, probabilmente mi sbaglio. Ryanair dice noi continuiamo a investire, ci piace questo dialogo, abbiamo chiesto un incontro diciamo, cordiale, ma qui non si parla di tariffe, anzi Ryanair dice il problema deriva dalla mancanza di una compagnia di bandiera, perché se ci fosse stata una compagnia di bandiera che è sparito, probabilmente ci sarebbe stata più concorrenza e probabilmente le tariffe si sarebbero abbassate. Dico, e questo è un approccio corretto, Zammataro? Io dico, intanto vorrei sottolineare un dato di fatto che secondo me è importante e che probabilmente è passato in sordina. Alle dichiarazioni precedentemente arroganti da parte di Ryanair, che minacciava di tagliare le tratte in Sicilia, oggi si arriva a dire che investirà in nuove tratte dal comunicato. Sì. E quindi questo già è un dato, perché dobbiamo anche essere, diciamo, certi di un dato. Ryanair certamente porta tanto turismo, porta tanta economia attraverso i propri viaggi, ma Ryanair guadagna anche molto dalla Sicilia e dall'utilizzo degli slot della nostra isola. Per cui è chiaro che da un lato fa la voce grossa, ma dall'altra parte sa che perdere gli slot dei nostri aeroporti è un danno anche alla compagnia. Quindi a mio avviso bisogna avere anche le spalle larghe di comprendere che, diciamo, non si può dire a tutto sì di Ryanair, ed è giusto alzare il tono della polemica quando si esagera e quando ci sono delle dichiarazioni che sono appunto unilaterali, e soprattutto sono dichiarazioni che non competono a una compagnia, perché è chiaro che parlare del problema della compagnia di bandiera o meno è un problema che riguarda più gli assetti interni. È chiaro che qua il vero problema è comprendere se a volte c'è stato anche un'azione di cartello tra varie compagnie per tenere i prezzi alti, perché dico, ognuno di noi è partito e parte
periodicamente, ci si rende conto che anche quando ci sono... mercato, questo è il mercato, certo, se fatto sulle spalle ovviamente della gente che ha necessità di partire, questa è un'altra storia. E poi c'è la famosa questione dell'insularità mai interpretata e mai entrata in vigore nel modo corretto. Allora, vedo collegato Raul Russo, senatore di Fratelli d'Italia. Abbiamo risolto qualche problema, Russo? Insomma, ce l'abbiamo fatta. Sì, ci abbiamo provato. Evidentemente ha perso però una parte della discussione. Però dico, io le faccio subito la domanda. È pace fatta con Ryanair? Io ho letto insomma un po' di dichiarazioni che sono arrivate oggi dall'incontro tra il presidente della regione Renato Schifani e l'AD Eddie Wilson. Però a me queste dichiarazioni non è che mi convincano tanto, cioè Ryanair qui non torna indietro sui prezzi, dice noi siamo una compagnia di libero mercato, facciamo i prezzi e questi siamo. Aggiungiamo a questo che la norma che prevedeva il tetto all'aumento massimo del 200% sull'algoritmo, derivante dall'utilizzo dell'algoritmo, è saltata anche da parte del governo. Come stanno le cose, Russo? Intanto la norma non è saltata, ma è stata riformulata con un emendamento governativo che ha dato un indirizzo preciso all'autorità garante per la concorrenza, l'autorità antitrust, per verificare l'aumento dei prezzi e intervenire laddove si riconoscessero dei comportamenti che esulano dalla libera concorrenza, ma che in qualche modo sono funzionali al sostanziale oligopolio che le compagnie low cost, segnatamente Ryanair, mantengono soprattutto nei collegamenti interni in Italia, soprattutto i collegamenti con le isole. Poi le dichiarazioni di Ryanair e Schifani, il tema è questo: Ryanair, credo che la di Ryanair sia molto abituata a usare questo tipo di comunicazione abbastanza irruente, abbastanza anche provocatoria, perché quello che ha consentito in questi anni anche di ottenere molto, perché ricordiamoci sempre che Ryanair predica libera concorrenza, ma storicamente ha attuato una politica di porre le proprie basi laddove attraverso gli accordi di co-marketing potesse comunque ricevere dei aiuti sostanziali. Quindi in realtà Ryanair alza il prezzo, ma sa perfettamente che noi siamo un mercato troppo importante per poterlo perdere. Quello che dicevamo prima, che insomma... Per questo la norma che il ministro Urso è comunque una norma cogente e importante, perché naturalmente si deve configurare con il diritto alla concorrenza previsto dalla Unione Europea. Cioè, tra l'altro, abbiamo detto anche prima quando non era collegato, Ryanair aggiunge rotte alla Sicilia, quindi la domanda che ho fatto io prima a Giose Marano, che la sta ascoltando, Manfredi Zammataro, presidente regionale di Codici, Giose Marano, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, è la stessa che rivolgo a lei. Cosa sarebbe successo se davvero Ryanair avesse, smobilitato dalla Sicilia? Questi slot sarebbero rimasti inevasi o probabilmente, come diceva qualcuno, ci sarebbe stata la corsa ad accaparrarsi questi slot? Senti, io non ho sentito niente purtroppo. Va benissimo. Ho un problema con l'audio. Dicevo, gliela sintetizzo. Allora, ecco, gliela sintetizzo. Dico, se Ryanair avesse smobilitato, come ha minacciato più volte, oggi annuncia addirittura nuove rotte. Non ci crede nessuno. Come vuol dire, non ci crede nessuno. Infatti, un po' così, quindi si è dovuta in qualche modo sedersi, no? Gioco forza, quantomeno a parlare con il Presidente. È chiaro che stiamo parlando, ribadisco, come interlocutore abituato ad avere una posizione molto forte e quindi una situazione comunque dialettica, però personalmente io non ho mai creduto che Ryanair potesse abbandonare la Sicilia, perché comunque il flusso è talmente importante. In realtà è un'azienda che periodicamente modifica i propri piani volo in base anche a esigenze di mercati nuovi che si aprono. Evidentemente il governo, laddove è intervenuto con questo decreto, che toglie il Far West, che adesso abbiamo sulle tariffe, perché pone dei controlli più stringenti da parte dell'autorità garante per la garanzia su questa materia, e allora Ryanair cerca
di muoversi, ma sa perfettamente che il gioco non è scoperto. Senta Russo, però veniamo poi al nocciolo, no? Al fulcro della questione, che sono i viaggiatori, cioè i siciliani che hanno necessità, o comunque chi vuole viaggiare da e per la Sicilia. I costi dei biglietti, insomma, restano sempre alti, soprattutto nei periodi di alta stagione. Ci dobbiamo abituare a questo o si può fare qualcosa per garantire quantomeno chi si sposta in qualche modo per le visite mediche, gli studenti, le persone disabili, insomma chi ha necessità o chi non è alto spendente in qualche modo, chi pesa insomma pagare il biglietto. Assolutamente. I lavoratori. Io guardi, sono da poco si è insediata la commissione bicamerale per il contrasto allo svantaggio dell'insularità. Il presidente Calderoni, io sono capogruppo per l'Italia, ed è proprio in questa commissione abbiamo già affrontato il tema e avvieremo a breve delle audizioni anche con il Ministero dell'Economia e Finanze, con il MEF e con tutti i soggetti interessati per comprendere come in accordo con le norme europee e quant'altro, tutto quello che sappiamo, si possa comunque intervenire dal punto di vista economico, dal punto di vista legislativo, per lavorare su questo famoso concetto della continuità territoriale, per venire incontro una volta per tutte alle esigenze delle categorie che erano menzionate. Sicuramente è un lavoro complicato perché naturalmente noi ci andiamo a fare una finanziaria complessa dove dobbiamo cercare di venire incontro alle esigenze, come ha detto il Presidente Meloni, di coloro i quali veramente affrontano l'attuale economico maggiore difficoltà, quindi con interventi sul cuneo fiscale, su comunque politiche che mettere risorse in mano alla classe, definiamola medio-bassa. Però l'argomento dell'insularità, quindi della continuità territoriale, quindi come ridurre il contrasto a questi svantaggi che abbiamo sui trasporti, lo dobbiamo affrontare sicuramente nel breve termine, nel breve termine. Ribadisco, da un lato stiamo intervenendo con questo decreto sul mercato del volo, dall'altro dobbiamo intervenire sul problema dell'abbassamento alle tariffe, anche con l'intervento su tutta la continuità territoriale, su cui già la Sardegna interviene con una proposta. Allora, ci fermiamo un attimo, pubblicità, poi voglio sentire Giuseppe Marano che ne pensa, anche dal suo punto di vista politico, e poi chiudiamo con Manfredi Zammataro, dopo la pubblicità. Rientriamo all'interno del Focus di oggi, Sicilia 24 Focus, dedicata al caro voli in Sicilia, pace fatta tra Ryanair e la regione siciliana. Abbiamo messo un punto di domanda perché ci sono tanti passaggi che da cronisti ci hanno convinto poco. Ce li spiegano, ovviamente ce li stanno spiegando in questa trasmissione di oggi Giuseppe Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Raul Russo, senatore di Fratelli d'Italia, Manfredi Zammataro, presidente regionale dell'associazione Codici. Allora, abbiamo sentito prima Raul Russo che diceva che il governo interverrà, ovviamente sta intervenendo su un doppio fronte, diciamo quello della regolamentazione del mercato, dall'altro lato quello di cercare di abbassare le tariffe in qualche modo per legittimare la concorrenza a ribasso, in questo caso per i consumatori e riferimento ai prezzi. Però ci scrivono, eccolo qua, io ho dimenticato oggi di dare il numero ma è sempre in sovraimpressione, 342 745 5005, si scrive un nostro telespettatore: dimentichiamo che abbiamo una compagnia di bandiera che si chiama ITA, dovrebbero essere proprio loro ad abbassare i prezzi su Roma, Milano, così da costringere gli altri ad equipararsi a queste tariffe. È proprio qua l'equivoco, no? Zammataro e Giuseppe Marano e Raul Russo, che ITA non è una compagnia di bandiera. Marano. Allora, sì, volevo fare un appunto sulla questione delle tariffe. Io alla scorsa legislatura, nel 2020, in Regione Siciliana abbiamo approvato una mozione che impegnava il governo appunto a definire e stabilire delle tariffe scontate, no? Delle tariffe sociali per studenti, lavoratori e disabili, o ovviamente motivi di salute. Con il governo Conte l'abbiamo fatto, quindi è già stata fatta col governo nazionale. È stata concretizzata la possibilità di avere tariffe, quindi se il governo nazionale vuole replicare
già fatto, lo può tranquillamente fare, è già stato sperimentato. Per quanto riguarda invece la regione siciliana, mi piacerebbe che il presidente Schifani, il governo Schifani, agisse in maniera più concreta. Ripeto, è da 10 mesi che non si voglia. Concreto che significa, Marano? Che significa concreto? Concreto, cioè non possiamo fare l'osservatorio a dicembre, non possiamo lanciare l'osservatorio che si è riunito 2 volte nel 2023, il 3 febbraio e il 12 aprile, 3 giorni dopo Pasqua, e non ha fatto nulla. Non possiamo pensare oggi, dopo quasi un anno dall'insediamento di questo governo, di annunciare tra eventuali tavoli tecnici, quando il problema c'è, lo sappiamo, lo conosciamo da anni, da sempre. I siciliani devono essere tutelati, i residenti in Sicilia devono, perché il problema non sono soltanto i turisti che arrivano. Prima mi dicevi Ryanair consente di far arrivare chiaramente flussi turistici, bene, ma i siciliani? Chi ci pensa ai siciliani? Ora c'è una finanziaria regionale che sarà, dicono che quest'anno la vogliono fare entro dicembre, c'è una finanziaria regionale. Io personalmente ovviamente agirò come ho sempre agito, presentando le mie proposte emendative anche in questo senso, ma chiaramente per poter fare un'azione concreta con uno stanziamento importante per poter aiutare i siciliani che si spostano per lavoro, per salute o per studio, quindi i pendolari, bisogna fare stanziamenti importanti, e per questo c'è bisogno della collaborazione di tutto il Parlamento e soprattutto del governo, perché è il governo che chiaramente vi dà l'indicazione, soprattutto alla maggioranza, per dire sì, procediamo, facciamo un'azione concreta, quindi mettiamo i soldi, aiutiamo i siciliani, perché senza soldi chiaramente possiamo fare tutti gli annunci del mondo, ma il problema non si risolve. Zabata. Ma dico, intanto faccio una piccola nota, dico, di quel provvedimento del precedente governo che poneva delle tariffe scontate per alcune categorie, dico, noi non registro alcun ricordo da questo punto di vista, anzi mi ricordo che quando uscì questo annuncio sul giornale noi replicammo, perché nei nostri sportelli sul territorio invece registravamo un costante aumento del costo dei biglietti nonostante l'intervento del precedente governo. Questa è dimostrazione del fatto che la bacchetta magica, scusi, io l'ho fatta parlare, dico la bacchetta magica, non ce l'aveva nessuno, tant'è vero che il problema del caro voli è continuato ad esistere sempre, è stato sempre registrato nella stessa maniera e tuttora ne stiamo parlando, la dimostrazione è questa. Detto questo, perché altrimenti dico, detto questo, il tema reale è un tema di programmazione anche della mobilità complessiva. L'errore di fondo che faceva il telespettatore nel dire ITA è la compagnia di bandiera, non esiste più una compagnia di bandiera con la chiusura di Alitalia. ITA è un'altra compagnia partner delle varie compagnie di volo, per cui la realtà è prima di tutto un investimento importante in termini di mobilità alternativa, lo ribadisco per quanto mi riguarda, per cui è necessario dotare la Sicilia prima possibile dell'alta velocità e di un collegamento che possa eliminare o limitare i problemi dell'insularità. Detto questo, bisogna anche agire all'interno di una forte osservazione di questi che sono i prezzi altalenanti, per comprendere effettivamente dove ci sono delle situazioni che possono nascondere un oligopolio e possono nascondere situazioni di cartello, dove finisce la libera concorrenza e inizia il cartello dei prezzi. Per cui certamente bisogna agire in questa maniera, anche sanzionando in maniera forte, perché purtroppo l'antitrust spesso non ha potuto sanzionare con sanzioni esemplari, ma con sanzioni che spesso sono limitatissime rispetto ai bilanci di una compagnia aerea. Quindi quello che abbiamo assistito quest'estate è veramente stato un far west, gente che perdeva il volo perché è riprogrammato solo 2 o 3 ore prima verso Trapani, che è proprio fisicamente impossibile da raggiungere, hanno dovuto ricomprare il biglietto a costi 5, 6, 10 volte tanto. Quindi, insomma, e cercare di creare anche una rete di collegamento importante tra il Ministero, come c'è il Ministero, il MIT e le associazioni dei consumatori, che possono essere punti di osservazione nevralgica sul territorio di quelli che sono gli andamenti del mercato stesso, per evitare che ci siano delle violazioni che vanno ad incidere su alcune classi. E poi la grande partita
e concludo, che è la questione riguardante l'insularità. Spero davvero che il governo possa trovare una soluzione che parifichi i diritti dei siciliani a quelli dei sardi, perché spesso appunto questo oggi certamente è un tema chiedo alla forte. regia, se facciamo vedere quelle immagini dell'incontro tra Wilson e Schifani, noteremo che diciamo, in maniera quasi di profilo, quasi ombra, c'è un altro personaggio, ecco, non lo vediamo in queste immagini nello specifico, ma dentro questo incontro c'era appunto anche l'ex vicepresidente della regione Gaetano Ormao, che è stato relatore insomma, per l'insularità con l'Europa, quindi ha portato avanti anche questo, diciamo, ha fatto da trade union in questo aspetto tra appunto la regione e l'Europa per il progetto insularità. Ecco, lo vediamo in queste foto. Anche lì progetto, diciamo, avanzatissimo, no? Raul Russo, però poi all'attuazione manca sempre quell'ultimo miglio, si direbbe. Chi sta parlando? Non mi sento. Ecco. Allora, Russo diceva, e poi andiamo a chiudere, questa insularità, insomma, che fa fatica. Fa fatica. Insularità, Russo, vediamo se riesce a percepire una parola. L'insularità si tocca percepire. Prego. No. Allora, sento, se mi ripetere 2 secondi la domanda. Insularità, sempre questo è il tema. Il tema dell'insularità è stata prevista in Costituzione, nell'ultima finanziaria proprio da questo governo è stato previsto un primo stanziamento sicuramente insufficiente per tutti i problemi, ma è l'avvio di un lavoro che dobbiamo portare avanti per far comprendere che anche nella nuova fase che si aprirà con l'autonomia differenziata il concetto della difficoltà dei collegamenti con le grandi isole, cioè Sicilia e Sardegna, quindi, e con le isole naturalmente minori, deve essere considerato un problema oggettivamente da considerare anche economicamente. Sicuramente è una delle nostre priorità anche come governo. Naturalmente il rebus sic stantibus, perché a me non piace mai fare troppa polemica, però chiaramente noi ci stiamo trovando in una condizione di bilancio molto peggiore di quella che pensavamo, e non è un fatto oggettivo, lo dicono Banca d'Italia, come la situazione attuale dei conti dovuti anche a scelte del passato, perché quando si poteva fare il debito del Covid era tutto facile. Adesso che il debito non se ne può fare più, anche perché il debito che mettiamo qualcuno dovrà sempre pagare, chiaramente bisogna trovare il modo di risolvere i problemi con risorse scarse, con utilizzi alternativi. La mensualità però oggettivamente, per quello che ci riguarda anche per la nostra Italia, è un problema prioritario rispetto ai tanti che dobbiamo affrontare. Quindi su questo anche l'anno scorso il fondo che veniva indicato prima dall'onorevole Marano, quello relativo appunto a chi doveva fare i trasferimenti, studenti, disabili e quant'altro, era stato implementato una certa somma, sicuramente da migliorare quest'anno, quindi non siamo oggettivamente convinti che già quel fondo vada destinato per quanto sarà possibile compatibilmente con il bilancio. Però il problema, attenzione, è oltre alla contingenza, è strutturale. È un altro passaggio che è stato giustamente anche specificato dal dottore Mataro in studio. ITA non è più una compagnia di bandiera, diciamolo. Noi abbiamo purtroppo avuto una compagnia di bandiera che è finita come è finita, drenando miliardi e miliardi di risorse pubbliche a scelta del passato. Adesso abbiamo una compagnia che è sul mercato e che fa la legge, segue le leggi del mercato. La cultura del tricolore dell'Italia, ma è una compagnia di fatto che segue le logiche del mercato. Va bene Russo, siamo in chiusura, allora grazie a Raul Russo, senatore di Fratelli d'Italia, grazie a Giuseppe Marano che nonostante la presenza del suo leader Giuseppe Conte ha preferito stare con noi questo pomeriggio, la presenza in Sicilia di Giuseppe Conte, quindi grazie anche a Giuseppe Marano, grazie a Manfredi Zapataro, presidente dell'associazione regionale Codici che tutela i consumatori. Certamente ritorneremo a parlare all'interno dei nostri notiziari del caro voli, ma anche all'interno delle nostre trasmissioni, quindi insomma è un argomento, come si dice in gergo, caldo. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.